Oggi saliremo su a Cima Grappa partendo da Romano del Zelino, in provincia di Vicenza. Vediamo un pochettino come sarà. La strada è stata fatta il 28 marzo 2026, che era di sabato, e quindi con relativamente poco traffico. La strada è stata scorrevole, bellissima per le curve che c'erano da fare, i tornanti sono relativamente semplici da fare, non sono tutti quanti belli secchi come invece si trovano da altre parti, quindi direi perfetta anche per chi deve fare un pochettino di pratica con le curve. Poi arrivati in alto c'è un bellissimo bar ristorante dove è possibile mangiare. Lì abbiamo mangiato delle buonissime lasagne, un bicchierino di vino o di birra e un dolcetto fatto in casa, veramente tutto quanto eccellente. Ed ora vi lascio al video senza tanti commenti. Ciao ciao! Bene, sperando si senta qualcosa, stiamo andando su sul Monte Grappa, Cima Grappa. Sono con i ragazzi di un gruppo di motociclisti che ci troviamo su WhatsApp. Abbiamo tutti lo stesso modello di moto, io l'unico con la piccolina con 650, il resto sono 3000. Quindi dovremo passare via ad inseguirli. Non so quanto riuscirò a parlare perché penso che correremo un pochettino per strada.
Buonasera, sono le 5 e 8 minuti, cioè le 17 e 8 minuti. Sono di ritorno verso Chioggia dopo aver fatto un bel giro con un gruppo di persone nuove. Siamo andati prima a Cima Grappa, poi abbiamo fatto il Montello ed ora sto tornando indietro verso Chioggia. Mancano ancora 75 km d'arrivo, circa un'ora e 10 minuti di strada, sarà ancora lunga. Cosa dire? Ringrazio le persone che mi hanno portato in giro a spasso tra Cima Grappa e il Montello, e devo dire che in particolare Cima Grappa è veramente bella, una bella strada che rifarei. Ho avuto occasione anche di vedere la neve, ho mangiato bene, lasagne, la mia bella birretta, un caffettino e un dolce al cioccolato, tutto buonissimo, mangiato su a Cima Grappa.